Restituiamo alla città quello che le spetta, del quale è stata privata tanti anni fa. Ci sono voluti alcuni anni di buona volontà da parte delle amministrazioni che si sono succedute. A questo governo il compito e la soddisfazione di inaugurare questa bellissima realtà storica per una destinazione che fa onore a tutti, aperta alle sensibilità, alla cultura, al piacere della fotografia e agli storici di questo settore che avranno la possibilità di confrontarsi e di visitare. Palermo oggi si arricchisce di un gioiello che prima era stato oscurato dalla scuratezza, a volte dalla vecchiaia, a volte dalla polvere, adesso invece torna a brillare. Un traguardo importante, sostanzialmente 23 anni e la città finalmente può godere di questo gioiello, un gioiello che fa sicuramente la differenza nell'itinerario palermitano del Liberty, un gioiello che avrà nelle proprie corde sicuramente un museo, il primo museo della fotografia, che ospiterà la musealizzazione di parte dell'archivio fotografico del CRIT, un archivio che vede la luce dopo tantissimi anni e sostanzialmente vede la digitalizzazione di 6.000 fotografie. Un momento importante per la regione, un momento importante per Palermo, dove viene posta in essere che cosa? L'identità siciliana.